Sono comportamenti da evitare, lo dico anche da padre di famiglia, perché oltre che a mettere a repentaglio la propria vita, mettono anche in pericolo la vita di chi può sopraggiungere tramite un'autovettura, insomma, può mettere in serio pericolo sia gli uni che gli altri. Un gioco assurdo e pericoloso che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia, una follia pura che purtroppo ha già dei precedenti. È accaduto a Oderzo lungo la Postumia, strada fra l'altro molto trafficata. I protagonisti sono giovanissimi, i testimoni parlano di ragazzini fra gli 11 e i 12 anni. La segnalazione riguardava due ragazzini che mercoledì sera verso le 21:30 si sdraiavano sul tratto di strada che congiunge Oderzo a Ponte di Piave, sulla rotonda specificatamente del cash and carry di Oderzo. Intorno alle 21:30 un'auto con a bordo due fidanzati nota due giovanissimi stesi sul ciglio della strada che all'arrivo della macchina attraversano di tutta fretta raggiungendo il marciapiede del lato opposto. Una sorta di atto di coraggio che nulla ha a che vedere con il coraggio, ma solo un folle azzardo che mette a rischio più persone. Sono stati visti da alcune persone che hanno subito segnalato a noi la presenza di questi ragazzi e abbiamo subito mandato una pattuglia che però al loro arrivo i ragazzi si erano già dileguati, ecco. Spaventati, infatti, i testimoni hanno composto il 112 ed hanno avvertito i carabinieri, hanno riferito ai militari quello che avevano visto e soprattutto che questi ragazzini, una volta passata la loro macchina, avevano ricominciato. Immediatamente sono scattate le indagini, vista l'ora e l'età dei ragazzini, potrebbero abitare nelle vicinanze. Abbiamo raccolto la segnalazione e procederemo a intensificare i servizi proprio in questa zona e non solo in questa zona, come è nostro costume sempre fare, proprio al fine di giungere all'identificazione di questi ragazzi.